Allora, carico la chat. Dai che ce la fai, dai. Allora, eccoci qua, a posto. Siamo operativi. Allora, vediamo un po'. Qua tutto bene. Ce lo possiamo spostare di qua. E voilà. Allora, è l'audio che a noi non è andato nelle cuffie. Buonasera. Allora. Ok, se il microfono è attivo e ci si sente, quindi almeno già questa cosa va bene. Ok, adesso si è preso le cuffiette. Ragazzi, stavamo finendo di vedere Cobra Kai, che se non ce lo vediamo adesso, tra 2 giorni, anzi già da domani sapremo tutto, quindi ce lo vorremmo godere per bene, possibilmente. Ed è stato un ottimo inizio. Al momento non ci possiamo lamentare. Allora, noi mettiamo continua e dobbiamo decidere cosa fare, Gianmarco. Gianmarco. Così, allora, il piano nostro qual Allora, era? Al momento. Gianmarco. Sì, sì. Un fazzoletto. Troppa la carta. Ah, vabbè, è quasi finito. Noi adesso abbiamo due possibilità. Noi di questa abbiamo a parte la Allora, vecchia. noi abbiamo, vabbè, quella del festival non è cosa. Quella delle Questo è un altro corse finale, non non lo è possiamo cosa. Aiuta la bambina che lei ci dice di accompagnarla a Noi andiamo casa dove ci dice la bambina comunque. qui. Sì. Quindi noi potremmo pensare di fare. Noi ma adesso siamo qui. Sì. Ci vediamo un attimo di riprendere, di sistemare con l'inventario. Abbiamo fame. Siamo ridotti male. Noi dovevamo tornare qui entro un limite di giorni. Casa di nonna ci dobbiamo Ma non c'è arrivare più la quest però per tra la un casa di mese. nonna. Sì, ma abbiamo il un tempo mese- limite. Dobbiamo arrivare entro sabato a casa della ragazzina. Sì. Quindi possiamo anche spendere un giorno per fare qualche lavoretto, Come no? guadagnarci qualcosina Vabbè, di se soldi andiamo e dalla via. nonna in teoria finisce, quindi possiamo Sì, anche non farlo. in vede realtà. fare prima quella là di intermezzo Fare al la momento. bambina, giusto Allora, per- e poi ce ne andiamo tutto per di sopra qua, poi ce ne scendiamo e arriviamo fino alla città della L'unica Pargoletta. cosa, assicuriamoci di avere un po' di punti di ristoro nel tragitto. Sì, 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 Perché sì, sennò allora. poi ce lo pigliamo in culo andando alla nonna. Mamma mia, siamo pieni di roba in macchina. Mamma mia. Allora, innanzitutto qualcosa per togliere la fame, due fagioli e via. Poi a questo punto, centro per il lavoro. C'è qualche centro? No, qui c'è il pub. Dove l'hai perso sto gatto? 100 $ e 2 skill point. 100 dollari e 2 skill point per un gatto al punto successivo, quindi Non è uno vai male. e vieni, non è male, eh. Non è male. Allora, aspettate che rimetto la chat qua, casomai Sì, qualcosa. no, se scusiamo le conine. Se no ci abbiamo problems. Allora, stiamo a prendere un paio di soldini da qua. Allora, noi a questo punto, qui c'è negozio antica gioielleria. Noi dobbiamo comunque ciularci Allora, gli la oggettini. bambolina quell'altra la vendi da questa qua. Iniziamo a vendere questo. Poi iniziamo a vendere. C'ho un po' di spazzatura, qualcosa. Mm, La benzina potresti metterla. No, lo vendevamo, lo zio. no, era 2 alla fine. Vabbè. Comunque erano 2 Però dollari, però non vanno. ci ho pensato. No, no, c'hai ragione. Allora, mettiamo prima questa qua. No, 0. Ma alla fine Ah, niente, zero però questo. vabbè. Ah, Allora. perché forse lo puoi riempire. Vabbè, ce ne Però a basta. questo punto Ce ne sì. vediamo uno. Allora, riviste zozze dietro. Questi Sigarette. secondo me così si possono vendere, se Questo possiamo sistemare qua. Io sono convinto che un personaggio la quest ce l'ha.
a qualcosa servono già, ma non sono messe Ma per soltanto questa come... run qua, Lozzi, non penso servano più. Però dobbiamo passare pure per un paio di città dove non siamo mai stati. Quindi mo Mm. dobbiamo capire pure gli Ah, eventi come sono. vabbè, lo spazio Allora, mo ce n'hai un po'. Pigliate qualcosa. CD musicale per avere qualche canzoncina in più. No, ho nei Vabbè. brips. Allora, queste sarebbero tutte cose. Tamburello. La trombetta. Va bene, a questo punto no, e qua non ci serve niente. Guarda, ne ha messi soldi, Lozzi. Ok. Ah, available in future playthrough. Quindi dalla prossima run possiamo scegliere anche Ci quel abbiamo tratto. 13 skill point, quindi... Usiamoli, usiamoli. Allora, tricky. Warrior swap the position with this. Fai uno scambio di posto Non è sui male. danni. Ed è gratis. Ok. Sì, però tua sorella, 20 dollari. Però di notte lo puoi usare gratis. Poi se Affari a loschi. sbloccarlo, sbloccalo, poi possiamo anche non Allora, aspetta. usarlo. Devo fare così. Io così magari sblocchiamo qualche altra cosa pure a livello di Ma gli gameplay. altri però Allora, qua l'abbiamo completato. sì. Qua c'è questo qua. Allora. Per una durabilità. Vabbè. Se scappi dopo di questo guadagni 3 armature. Minchia, 3 gas. Questo è forte però. Distrugge da 1 a 6 threat. Ok, ci teniamo un punto e ce lo conserviamo per dopo. Allora, di qua ci abbiamo la nonna, nonna è ancora viva. Va bene. Eh sì, no, mo ci ha regalato la casa. Ok, no, io nel dubbio vado a vedere perché insomma mai sapere. Allora, a questo punto, Dobbiamo dormire? noi dovremmo andare semplicemente qua. Possiamo dormire là nel caso, dopo aver fatto la quest. No, Puoi dormire in macchina. però se devo dormire in macchina voglio provare a fare una cosa. Aspetta, aspetta. Ah, non era qui, era qui. No, però possiamo ciullarci un'altra cosa e ci prendiamo un altro di questi. A fune ci mettere in canna. Quella non penso ci serva. Ok, scusa. Costi 25. Non ce l'abbiamo, così che io che non c'è manco lo spazio. Puoi provare a vendere Sì, qualcosa? aspetta. Che facciamo? Allora, ci vediamo. Bottiglione di Coca-Cola e mettiamo uno qua e un altro qua. Andiamo a far scendere un po' di cose qua. Questi si devono vendere. Servono altri 2 No, dollari. quel cazzo di kit non lo possiamo vendere questo coso giù. Questo? Eh, No, i fagioli li stiamo mangiando tramite questo. E ci stanno comunque facendo prendere un bel po' di energia. Ok. Fa caldo, quindi dovremmo comunque bere qualcosa. Allora, 25. Ci puliamo un po' con la carta che male non ci fa. 12, scusa, la 3. bagnierina alla vendita dallo Zimo, tanto non le stiamo switchando più. Ok. Adesso sì. Vabbè, questo era pure per il festival, però vabbè, Non non è ci il serve finale che per ci serve ora. quello. A questo punto noi ce ne andiamo a Dusty. Vai. Andiamo. Dobbiamo provare soltanto così, almeno ci prendiamo sti 100 Sì. qua e possiamo un attimino cercare di fare qualche altra cosa. Cobra. Comunque se partecipavo io avrei già vinto. Sì, sarebbe già finito Io tutto. sa che usavo questo qua. Beccate sto cigno. Questa è la mossa, però quella mossa su quella pergamena farà danni. Ma poi Daniel aveva imparato il colpo paralizzante
mai più usato, ho usato una volta contro Ma quelle Silver. sono mosse che devi usare una volta e mai più. Bazooka. Allora, lavori in corso. Ah, mamma mia. Allora, uso Che un usi? jolly qua e uso tre di questi, così prendo anche un po' di benzina. Ok, ne possiamo togliere un altro qua. E vai tranquillo così. A posto. Tanto basta che prendiamo il gatto e ci possiamo riposare. È una strada che conosciamo e che abbiamo già Sì, fatto una volta, quindi la facciamo pure più velocemente e abbiamo tolto il calore. Ok. bello. C'è qualcosa sul lato della strada. Oh, c'è una cassa. La cassa ci piace. Questa potrebbe essere buona. Allora, visto che dobbiamo riposare, facciamo così, facciamo così e con l'ultimo ce lo togliamo facilmente. Allora, ok, cosa c'è nella cascia? Abbiamo trovato il gatto. Era Ah, qui. perfetto. Ma sai, no, papà, spazio al gatto. Allora, gatto, ecco. Gatto, però attento al coltello che ti potresti Fare fare male. male. Miau. Ok. Quindi mo dobbiamo solo tornare indietro. E io non posso dirgli fermati. Pausa pipì. Uh, 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 uh. Ok. Dai ragazzi che poi ci riposiamo. Dai. Siamo a metà strada. C'è un po' di traffico comunque. Strada a percorrenza lenta. Allora, brutto. No, c'è bisogno proprio urgente di riposare. Giochi. No, no, è proprio brutta la situazione. Vabbè, ci mettiamo dentro, facciamo un pisolino a po'. Però aspetta, così ne tolgo 3. Devo aggiustare gli oggetti del cruscotto più che altro. Anzi, aspetta, sai che ti dico? Usa questo. Ragazzi, il gatto lo abbiamo preso. Fermiamoci un attimo. No, e io giustamente non posso dormire sulla strada qua. Volevo fermarmi adesso per dormire. Allora, fammi mettere almeno qualche oggetto nel cruscotto davanti, perché sennò almeno se ci attaccano così o di così qualcosa lo possiamo fare. Ok. Gesù ballerino, pensaci tu. Bubble Jesus. Pensaci tu per piacere. Il re dei tubi. Mm. Ehi, un cappello sospetto avevo visto. Mi chiedo cosa facessero i miei genitori alla mia età. Probabilmente studiavano. Non penso che abbiano avuto la possibilità di viaggiare Io tanto. direi in C, vai. Sarà stato più Va, facile. sì. Beh, Va bene, va bene. no, c'è un funnel. Ambulanza. Ho capito però, signora ambulanza. Un attimo, un attimo. Capa de cazzo, ambulanza.
Lo prendo. Ok, ci dobbiamo assolutamente riposare però. È andata molto di culo. Molto. Allora ci toccherà riposarci un po' di più. Noi abbiamo lasciato per venire dalla nonna, Poi il tempo ce giustamente. l'abbiamo, quindi dimmi fa. Pausa pipi. Dobbiamo mettere altri due oggetti così. Allora. Due di questi che comunque già li abbiamo messi fatti bene. Non abbiamo fame. Stanchi di livello 4, quindi... Dai, quanto ci vuole per arrivare? Ok, siamo arrivati. Ok, ottimo. Ok. Allora, a questo punto... Ah, c'è la signora qua dietro. Signorina, Sì. tenga il gattaccio. Bam. Ok. Allora, Fai io anche uno direi... skill point, eh. C'è una bella cosina. C'è una bella cosina. Allora, innanzitutto, albero delle skill era questa qua. Questo nei momenti di bisogno lo zii può aiutare. Togli quella per te più scarsa, lo zii. Abbiamo uno scudo in automatico all'inizio di ogni turno. Quindi tenere un'abilità che ci dà scudi, visto che abbiamo anche il dormiente che ce ne dà 4, a questo punto togliamola da mezzo. E ci teniamo questa qua, il bel colpone da Vai. 1 a 6. Allora, a questo punto, visto che noi dobbiamo muoverci, tu questo dove lo vuoi? Qua. Allora, Giamma, potremmo fare anche un'altra cosa. Sarebbero altri 50 dollari. Visto che abbiamo 4-5 giorni per arrivare a casa della bambina, noi adesso ci possiamo fermare qua, mangiare, riposarci e Ah. rimetterci a posto, prendere sta quest della pizza, invece di andarcene per sopra, scendiamo qua e ce ne risaliamo da qua. Così riusciamo a fare pure un'altra quest e su altri 50 dollari. Va bene. È arrivata una notifica di qualcosa oggi nella cuffia. Non so se Mm, era da qua però. no, forse c'ho qualcosa aperto sotto che ha Ok. fatto qualche notifica che sarà arrivata sul telefono. Allora, pizza. Pizza time. Allora, bambina, metto Lo puoi cortesemente girare, lo zii? il pugnale sotto i tuoi piedi. Non lo rompere. Allora, e ci consegniamo sta pizza. Mo' a questo punto, Abbiamo riposato, sì. allora, Effettivamente. mangiamo tutto il mangiabile. Queste le puoi mangiare. Ok, allora. Vediamo un po' che possiamo prenderci qua. Io direi proprio il ramen istantaneo. Devi cucinare però. E lo possiamo cucinare Sai perché che ci c'è abbiamo quello. questo sotto. Quindi così stiamo bene. Non c'è altro che dobbiamo prendere da Soldi qua. ce n'hai però, quindi qualcosina, un cibo, un'altra cosa lo puoi prendere tranquillamente così. Voglio pensare più che altro cosa ci può servire. Che non abbiamo più spazio in macchina. Una bibita? Da uno c'è? Una cochina. Vai. Ecco qua. A posto. Allora, e di qua siamo Tanto ce n'è andati. 4. Come te. Va bene. Allora, a questo Non fa punto, male. uno di questi ce li Questi sono prendiamo forti, sempre. sono utili. Allora, io un bel riparuccio completo Vai. a questo punto a 12 glielo farei fare. Ma c'ho Farei pensato. grande sonnellino. Ah, aspetta, rimetto la chat perché sennò ce la pigliamo in culo. Night Springs. Ok. Allora, abbiamo freddo e siamo stanchi, anche perché eravamo belli tosti. C'è una Allora, calda? nope. Andiamo a vedere nel market più che altro. Caffè caldo, ci sta qualcosa. No. Ma nel Nuca Fest posto.
I ravioli. Cazzo, sarebbero stati buoni. Aspetta, allora. Spari un po' di cioccolata, mangia i ravioli. Non vorrei ci fosse l'abilità se mangi troppa cioccolata a cagotto. Diarrea. Proprio direttamente. Invece di scendere la bimba, scendi tu direttamente a cagare. Allora. No, è di caldo, non c'è niente. Vabbè, ruota, lo zio. No. Allora, a questo punto, spostiamo il navigatore e andiamo qua. Dobbiamo andare prima per la R64. Ok. Tutti riposati, tutti felici. Possiamo andare. Fra un po' ci conviene mettere pure un altro po' di benza, lo zio. Sì, vabbè, tanto mo comunque prendiamo 50. E magari c'è qualche altra cosa lì, almeno abbiamo sempre qualcosina di soldi in tasca. Il Game Idol un po', dai. Buonasera Francesco. Ciao Francesco. Stiamo facendo una run, Francesco. Dai. Dacci del Che è tempo. completamente ricambiata pure rispetto all'altra volta. Però va bene, al Ciao. momento tutto a posto, tutto Stai tranquillo. bene, Francesco? Sono senza parole ormai di questi ragazzi. Ecco, si è bucata una ruota, a posto. Ottimo, ottimo. Allora, bene. Faccio così, 2, 1. Ok. E rannami sta minchia. Perché? Ma sei sparito? Mamma, Dove ma sei stato? Ti abbiamo costumando. cercato. Ci siamo chiesti dove eri, che cosa facevi, Sì. se ci E pensavi. noi con te a Monster Hunter non giochiamo più. No, Gnè. dai, non è vero. Gnè. Io sono ovunque da nessuna parte. Tu sei un deficiente. Quello ovunque in ogni luogo. Quello assolutamente sì. Sono d'accordo col collega, eh. Pausa pipì. Dai, tanto di notte la puoi fare tranquillamente a sto punto. E se non giocate con me, F, farmerò da solo. Ma come sei... No, credimi, ti come sei conviene triste. farma con Gianmarco. No, Vuoi fare molto no, più velocemente, no, farma non con gli Gianmarco. conviene, perché il lutto me lo incolpamento troppo io. Non gli conviene. Oh no, c'è un'altra autostoppista. Allora, No, il ragazzi, non c'è giorno spazio. che metteranno la possibilità di dare qualche oggetto dei drop agli amici sarà il giorno in cui tutti sarete ricchi. Tutti. Ho preso delle cose quest'uomo. Mamma mia. Vabbè, Vergognose. dobbiamo giocare insieme, lo sai, Francesco. Stiamo dicendo da un bel po' di tempo ormai. Non sarebbe giusto. Ok, ispirato. Io sono Ottimo. qui per tirare da spadone. Meno male che non ha detto per tirarmi un segone. Però il senso forse metafisico poteva essere quello, eh. Allora. Ok, metà strada fatta. Ciao ragazzi. Va bene, va bene. Bimba gioca, va bene. E te ci possiamo ciullare il solito. No, manco più quello ci possiamo Ma la ciullare. carota, dove finisci la carota? Allora, mangia carota. A posto. E pigli tu cosa, pigli tu cosa. A chi sto punto dici scusa, ma... Va bene. Francesco, com'è andata oggi al lavoro? Tutto bene? Possiamo scendere per di qua. E mandaci un messaggio a Peppino che non si sente tanto bene. Fai l'amico. Non il minchione. Molta noia. Meno male che si mette a pazziare. No, scusa, trovati un titolo che ti rilassa, che No, ti Peppe, piace, che ti prende. No, guarda che schifo di anni, guarda. No, Peppe, cosa succede? No, c'ha l'influenza, Francesco. Ha l'influenza. Ce l'ho io, se qualcosa si è mischiato anche lui. Mandagli Siamo un nella messaggio stessa di casa. affetto che quello è contento. C'è un'ape della macchina. Oh no, questo è pericoloso. Ah, no. Allora. Questo è bruttino però. Quello! Oh, quello, bonsoir. Buonasera. Io Ciao, mi quello. gioco il... Togline uno per parte. Un danno all'energia me la prendo. Però dai, dai, dai. Basta, uno qui. E una sigaretta. Ok, fatto.
Basta aprire il finestrino e farlo uscire fuori. Ecco qua. Difatti c'era anche l'animazione che si è abbassato il finestrino. Bravi, bravi. Molto Proviamo a bravi. mettere un altro oggetto davanti, così. Ma sì, aspetta, aspetta. Fermi. Allora, abbiamo solo questi. Così. Li buttiamo? Stiamo rubando multispray da tutti i meccanici del Ma questa territorio. tipa qua così Tutti. è fortissima con questa scusa. Tutti. E molti autostoppisti non li abbiamo presi in questa run, eh. Infatti poi ne prenderemo altre la prossima. Allora, quello, vai. il gioco è iniziato con una trama semplice. Un nostro amico ci ha invitato ad un concerto e dovevamo andare. Ti faccio vedere subito, guarda. Allora, noi siamo nati e cresciuti qui, a casa. Noi siamo partiti da qui, dovevamo andare prima di tutto qui a prendere biglietti e una tenda e poi andare al concerto insieme al nostro amico. Nel frattempo, tra il tentare di sopravvivere trovando dei soldi in giro e durante i tragitti in auto ci sono queste mini sequenze di combattimento, mettiamola così, dove c'è bisogno di sopravvivere. Ad un certo punto c'è arrivata la lettera che nostra nonna stava morendo, quindi abbiamo fatto un attimo una corsa per andare da lei, ma ci ha lasciato una casa in eredità. Ora, puoi raccogliere degli autostoppisti in giro. Noi abbiamo trovato una bambina piccola che era sul ciglio della strada e ce la siamo portati in auto con noi. Lei ci ha detto di riportarla a casa sua, mentre in giro nelle varie città ci sono dei manifesti che chiedono di portare la bimba da un altro lato. Quindi noi abbiamo deciso di portare la bimba a casa sua e vedere che succede. Intanto, visto che era per strada, consegniamo una pizza a questo signore e ci dà 50 dollari. E al momento siamo arrivati a questa situazione qua. Noi stiamo viaggiando, noi dobbiamo viaggiare. Noi adesso stiamo viaggiando da qui andando verso sud. Risaliamo qui per le stradine interne e vediamo di andare prima qui a consegnare la bambina e vedere che succede. E poi andare qui dove nostra nonna ci ha lasciato la casa. Il bello di questo gioco è che molti eventi sono randomici. Quindi noi da quello che succederà da qui a quello che ci potrebbe accadere non lo sappiamo neanche noi. Quindi ci stiamo solo facendo delle grosse risate. No, è bellino proprio. Davvero un titolo molto simpatico. Provammo la demo e ci divertì tantissimo. È uscito settimana scorsa, l'ho preso al day one. Allora, metto un po' di benzina, che tanto mo i soldi ce li abbiamo. Minchia, 30 dollari. Vabbè, vabbè. Ok, però almeno abbiamo fatto il pieno. L'auto l'abbiamo aggiustata. Ok, potremmo ciullarci qualcosa, sì. Abbiamo lei che oltre a... Che poi lei all'inizio ha detto io vi faccio le canne, non ha dato una canna per tutto il viaggio. Vabbè, che almeno ce le potevamo vendere ed erano soldi di No, continuo. no, Vabbè. è molto sfizioso quello. Allora, lei ci fa rubare un oggetto qualunque in uno dei negozi che possiamo visitare. Qui non c'è nient'altro. A questo punto ce ne dobbiamo andare di qua. Vediamo un attimo da sotto quello che riusciamo a fare. E bisogna tenere d'occhio tutte le cose che possono riguardare effettivamente un viaggio. Cibo, condizioni dell'auto, livello del gas, tutto. No, Francia, abbiamo messo i fari notturni. Noi siamo viaggiatori notturni. Ci chiama qualcuno adesso, a me e Gianmarco da Parigi, noi ci mettiamo in auto e andiamo, non c'è problema. No problema, amico. No, ma che ti frega c'è la torcia? No, questo rende una nota, un oggetto qualunque, uno qualunque delle difficoltà. Francia, stiamo risolvendo tutto di notte. Infatti, ma appena possibile vediamo pure di fare un pisolino. Dai. Ci riaddormentiamo, ci sistemiamo in città, vediamo se c'è qualcosa da fare e ripartiamo ancora più velocemente. Ah, cazzo, allora, su 4 verdi. 4 verdi. Facciamo così.
e non se ne parla più. Spendo 2 di benzina, ma subito ci togliamo il pericolo da mezzo. Lo stereo. Vai stereo. Allora, qualcosa sulla strada. Un'altra cassa? Sì, Sì, difatti stiamo viaggiando benissimo, Francesco. Che li prendiamo gratis, France. Siamo pieni. Posso fare 2 di qua e posso prenderla nel ciappetto. No, che faccio così. Tanto comunque ci dobbiamo riposare e via. Gianmarco, io sto per piangere dalla gioia, ma anche dalla tristezza. Wow, mo come faccio? Aspetta, Gianmarco, no, che è perso? Aspetta, che è perso? È perso un sasicciotto, aspetta. Aspetta, che è perso? No, che cazzo fa? Che è perso? Aspetta, qua non si perde niente. Questo costa 20. Ma stai scherzando? Allora, intanto posso vedere di fare così. Ci mettiamo un altro oggettino qua. Allora, tu ok, dovete sistemare sti 2 oggetti qua, 1 e 2. Allora, fame siamo messi bene, c'è un bicchiere rotto che possiamo buttare, quindi è un altro spazio recuperato. Ci beviamo la cochina. Nuovo tratto. Mangia un sacco di cibo spazzatura, diventi affamato più spesso. Quindi adesso la fame verrà sempre di più. Cazzarola. Vabbè, Ma butta tutti questi spray che levano 2 di durability che ti servono 8 di sta merda. fatto. Fatto. Ah, ma l'inventario del baule, esattamente. Fatto. Peggio, stai zitto. Fatto. E questo arrivato in città ce lo vendiamo e guadagniamo 20 dollari. Fatto. Solo per aggiustare un attimino l'inventario. Luca. Qua mo con la fame alta è un problema, però fortunatamente abbiamo le stoviglie. Io l'ho finito al 100%, tu invece che scusa hai Gianmarco Coglionazzo? Io lavoro, Francesco, invece di spaccarmi di seghe sui giochi tutto il tempo. Poi Sai dipende, tu l'hai finito al 100%, ma sei sicuro di averlo fatto correttamente? Rifletti e troverai la risposta. Io ho fatto pure un po' di introspezione, però gli è venuto il mal di testa, doppi danni durante gli eventi. Doppio Perry? Quello ci vorrebbe, sì. Una carità di minatoria. Francesco, io ti ricordo sempre che tu non fai un cazzo. Piove sempre sul bagnato. Poi vediamo se ridi. Quindi adesso sono 2 milioni Fine mese. 1800 so. Ok. Vabbè. Come diciamo a Napoli, Francesco, come diciamo a Napoli, per 100 anni ha da piovere sempre in da terra tua. Per 100 anni deve piovere sempre così nella tua terra. Sempre. 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 Dai che tra 6 mesi arriverai al tuo primo miliardo di dollari. Sì, sicuro. Trump mi ha iniziato a chiedere informazioni di te. Attenzione. Attento Francesco. Allora, questo è brutto. Questo è brutto. Questo che è più pericoloso. Più. C'è bisogno di riposare. Utilizziamo lui per la prima volta. Non è che hai fatto tantissimo, come primo tentativo, però va bene. Allora. La perla del giorno. Bravo quello, esattamente, la perla del giorno. Il pirla del giorno. No, vabbè, quello Francesco è saltuario. Su questo. Un po' di confusione, scusate. Che mi viene in automatico. Quando sento Francesco mi viene in mente. Cioè, non so perché poi mi capiti sto collegamento ogni tanto. Perché è un deficiente. Semplicemente.
Ma come disse gioielliere al padre dopo il primo stipendio, papà, non vi che non chiovi più. Lo puoi cacciare dal canale. Io ho quel riscatta da Gabri, lo posso utilizzare? Potresti farlo. Oh sì, che Aspetta, bello, vedi che bello. No, no, che dici? Guarda, guarda no, che... fermo, Guarda, siamo aspetta, contro la aspetta. censura. Aspetta. No, e Gabri mi ha No, richiesto con i punti canale un sospendi fermo, Alistair e ce l'ho in sospeso da 16 giorni. Lo devo utilizzare. Fermo. Devo utilizzare, facciamo... No, un'ora, no, fermo, aspetta, fermo. Ecco qua. Facciamo 3 minuti. Vado a dormire. Vabbè, Fatto. Fatto. Sì, allora c'è stato un periodo di forti saldi dove a causa di... non mi ricordo neanche perché gli abbassai il prezzo dell'obiettivo. L'ho tenuto tipo a 50 punti canale per un casino di tempo. Ah, nel dubbio ho 11k punti per bannarlo. No, 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 tranquillo, quello. Allora, noi prendiamo anche ordinazioni, quindi... c'era Gabri che ci segue da un casino di tempo, non c'era una volta Francesco e disse Vincenzo, visto che comunque è giovincello e mi piace tenere parola alle persone più giovani, lo metti da parte e quando senti di volerlo utilizzare lo usi? Gabri, ecco, fatto. Questo era il momento adatto. A posto, quindi posso mettere finalmente il visto a il sospendi da parte di Gabri. A posto. Ecco qua. L'ho alzato di nuovo ad una cifra buona. Buona ma soprattutto onesta, quindi il comando è lì. Allora, qui cosa c'è? 60 dollari. No, questo è in Musta e non ci possiamo arrivare in tempo. R61, ma assolutamente no. Quindi qua non possiamo più prendere soldi o fare altro. Ci dobbiamo assolutamente riposare e vendere la tenta. Solo che qua la vendono. Vabbè, dai. Mangiamo una bella torta. Più che altro perde. Perché c'è mal di testa. Allora, aspetta le aspirine. E ci togliamo il mal di testa. Ma dobbiamo assolutamente riposare. Allora, la giornata inizia molto bene. Freddo, fame. E la tavola calda è chiusa, giustamente. Però abbiamo un altro po' di torta che... gourmet. Oh no, lo zi, troppi dolci? fottuto. Quando consumi qualcosa che ha dello zucchero, guadagni un punto extra di energia, ma diventi stanco più facilmente. Aia. Va bene. Vediamo se c'è almeno qualcuno aperto che vende un caffè. No, niente, niente. Questo ce lo togliamo. Quindi quello alla fine, questo è proprio quel tipo di gioco. Cioè, fai un viaggio e cerca di sopravvivere, avendo 20 anni e non sapendo che cazzo devi fare. Bimba comunque io le parlerei un attimo, perché mettersi così sotto delle luci con sto pupazzetto in mano di notte in mezzo a una strada non penso che sia un modo carino di giocare. Poi, contenta lei? Contenti tutti. Allora, noi continuiamo per la superstrada di qua. E almeno qua ci possiamo pure un pochettino riposare. Allora, dobbiamo comunque per forza riposare, perché ogni volta che usiamo le abilità dei personaggi, comunque dopo un po' finiscono e bisogna farli riprendere. Le hanno pensate tutte. La prima run l'abbiamo persa. La seconda al momento ci sta andando bene. Stiamo riuscendo a completare uno degli obiettivi da fare. Ce ne sono un bel po'.
Allora, c'è un camioncione grosso. Un culo? Ma una fine o continua all'infinito? Ci sono vari finali quello che si possono fare. Potenzialmente però, senza essere chiamati siamo venuti o siamo venuti a ripatriarne e li vali bon trovati, eminenza sua casa di ore una pernì. Ma è l'antica la lingua degli dei, non ho capito. Buonanotte. Specie non abbiamo capito un cazzo, però va bene. Grazie per il pensiero poetico. Ti vogliamo bene. Allora, c'ha dei finali. Quindi, ad esempio, la quest principale, quella del concerto che ti dicevo prima, una volta che termini quella, come c'è parso di capire, ti fa finire la run in automatico No, con sì. uno dei finali. È una maledizione. No. Vabbè, non la leggi, perché le attivi solo se la leggi. Ma l'ho letta. Cazzi tuoi, Ma io l'hai quando letta mi con me, buttano ti ho detto qualcosa... un'altra voce. No, ma non ti ho sentito, ti ho sentito. La rileggo. Non la leggere. Ma perché deve diventare Evil Dead all'improvviso sto canale? Sì, Ma sì. come cazzo parlano in quel paese là? Dove cazzo sta lui? Mannaggia la Sono miseria. tipo dei siciliani pezzotti. Poi ci siamo pure... È arrivata la maledizione, ci siamo persi. Minacce, vedi, minacce. Comunque il fatto che abbia molte possibilità di finali diversi, quindi di cose da fare. Noi abbiamo contato almeno un 12 stelline nella pagina principale, mo te la faccio vedere. Però noi di obiettivi grossi di storia ne abbiamo visti solo 3 al momento, quindi comunque ce ne sono ancora altri che dobbiamo capire come si attivano innanzitutto. Un'altra volta i biker, madonna. Da terra. Madonna, sì, certo, 84 segnali. Allora, già questa è stata una mezza cosina buona. Allora, no, c'è tantissima roba in questo gioco e l'ho pagato 18 euro. Anche con i motociclisti che rompo dei coglioni. Allora, qui ci vuole la giocata, quella proprio... Iniziamo così a costo zero e iniziamo a pulire un po' qua. Se poi... Lo fa quello a destra. I 3 rossi. No, perché Non così è non perfetto, toglierebbe però. niente. Lei dorme così, non puoi sapere. Bimba. Non siamo su una country road. No, quello è veramente un bel gioco. Molto Vai, molto divertente. dammi 4 armature. Poi in base agli autostoppisti che trovi, ognuno ha le proprie skill. Quindi io con lui adesso ho attivato l'abilità che mi ha dato degli scudi, quindi sono riuscito a pararmi dagli attacchi e diventano comunque dei combattimenti a turni. Questo è quello Cthulhu. Questo? Sembra un orsetto in pigiama su un divano verde. Leggere che fa? Snore. Ah, distrugge 2 threat per ogni armatura che hai, quindi cioè distrugge un threat per ogni armatura, cioè 2 armature. Ecco qua, non ci siamo fatti niente. Io dovrei avere l'ultima qui. Sì. Il gioco può terminare in 2 modi. O completi l'obiettivo principale, ricominci una nuova run, vivi una nuova avventura e via. Oppure se ti si rompe la macchina, se finisci la benzina o se l'energia finisce a zero. A quel punto c'hai 3 scelte. Se hai soldi e energia a sufficienza puoi andare ad esempio a prendere benzina nel posto più vicino. Se hai soldi puoi chiamare un carro attrezzi e farti portare in città. C'è l'ultimo pulsante, un telefono, per chiamare casa, per chiamare tua mamma. C'hai il 60% di possibilità che ti risponda, ti viene a prendere, ti farà un cazziatone non indifferente perché ci sta. Deficiente, come hai fatto? Ma se non entri in quel 60% è game over e hai perso la run. Non puoi più, devi ricominciare dall'inizio. Allora, 6 per 35. Ah, ovviamente quello, se vuoi fare una cosa più hardcore, setti il modificatore più basso, cioè tipo il 10% di chance che risponda. Sì, c'è comunque, Se puoi vuoi giocare personalizzare, hardcore. c'è
in fase di creazione del personaggio comunque puoi selezionare qual è il rapporto con i tuoi genitori, quindi lo crei in base a come ti piacerebbe giocare il titolo. Infatti a noi fino a mo' non c'è mai Cioè, entrato. sia nella demo che qua, niente. Allora, ruba il paninozzo a prima mattina. Via. Allora, siamo sporchi, quindi ci servirebbe un po' di carta igienica. Ecco qua, siamo stanchi. Allora, qui non c'è un albergo. Noi dobbiamo assolutamente mettere benzina. Vai, vai. Ah, poi ah. $40, però abbiamo fatto il Bravo. pieno. Ok, ok. Vedo che tutti possono dire, sì, è veramente un bel gioco. L'altra puntata, scherzando, dovevamo fare l'ultimo tratto di strada perché ci arrivò la notizia all'improvviso che la nonna stava morendo. Quindi abbiamo cambiato tutto il tragitto di viaggio e ci siamo recati dove ci diceva il gioco. Abbiamo fatto l'ultimo tratto, essendo arrivati un pochettino in anticipo perché c'era un tempo limite di 3 giorni per arrivarci. Ci siamo un attimo ritrovati a fare l'ultimo tratto bevendo qualcosa di alcolico e correndo un pochino più veloci in autostrada. Abbiamo subito l'evento contro la polizia che voleva giustamente fermarci per eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, eccetera, eccetera. Quindi ogni cosa che fai comunque ha una conseguenza nel gioco. Allora, a questo punto facciamo pisolo. Ok, e già così va un pochino meglio. Allora, a questo punto tagliamo di qua e poi siamo arrivati a casa della bimba. Qualcosina no. Ok. Anche perché poi sono randomici gli eventi, gli autostoppisti che trovi in giro, quindi ogni partita comunque è diversa. È caduto un albero. Poi a livello grafico a me sta piacendo tantissimo. Allora, tu sei uno brutto e cattivo. Sei uno brutto e cattivo. Devo fare per forza così. E devo fare di nuovo così. Che almeno sono un danno al gas. Ok. Noi adesso stiamo scoprendo in questa seconda run che giustamente se riesci a tenere un certo ritmo tu comunque veramente puoi continuare a lungo. Però hanno messo delle piccole cosine tipo abbiamo scoperto all'inizio che uno degli oggetti più utili per salvarci in alcuni eventi erano le sigarette, che ti permettono di attaccare un pericolo verde. Il problema è che se le utilizzi tot ti si sblocca un tratto per il personaggio dove sei diventato un fumatore giustamente e quindi spendi di più e le sigarette ti creano più problemi. E questa cosa funziona su vari aspetti del gioco. Bevi e bevi troppo, c'è problemi. Quindi arrivati ad un certo punto non puoi veramente più continuare la run perché iniziano ad esserci solo problemi. Dai bimba, bimba, quanta pipì stai facendo? Dai. Allora? No, ma difatti io vidi il trailer dell'annuncio quando fu presentato durante lo scorso Steam Fest, la presentazione delle demo di Steam. Lo scaricai perché io vedo certi giochini e penso quanto possano divertirmi e rilassarmi soprattutto. A me sto gioco, se domani annunciano un DLC da 80 euro con altre mappe di gioco eccetera eccetera, ma glieli do proprio così, subito. Provammo la demo in live e ci divertimmo un bel po', come l'ho visto al Day One, scusatemi, e visto il prezzo di 18 euro, lo voglio ricordare, ma non ci ho pensato mezza volta.
Infatti ho fatto un attimo una cazzata, però va bene. Se ci fosse la possibilità di dire, ok, prendo qualunque titolo mi piace a 18 euro e sarà un gioco bellissimo, Magari. saremo tutti quanti videogiocatori Vabbè, felici. noi mo abbiamo un grande DLC di David Diver con Ichiban. Mamma mia, che bello. Vedi, Allora, è poetico. vediamo un po', qui c'è qualcosa? Lei è la bambina che abbiamo in macchina. Ce la vogliono far portare qua. Lei invece ha detto riportami a casa qua. Quindi abbiamo due esiti di missione diversa che dobbiamo capire. Ma fa che sta bimba è una serial killer. Aspetta, va. Bimba, bimba. Bimba, non guardare il coltello qua davanti, per piacere, eh. Ma non guardare, Sta pure là. Guarda, il crimine perfetto. Ops, morto, game over. potrebbe succedere. Allora, qua niente. A questo punto ci conviene fare dello shop. Paninozzo. Mangia paninozzo. Cochina. Vendiamo la carta igienica. E prendiamo un po' di cochina. Ok. Qua altro non ci conviene fare. Come lavori? Come lavori neanche tanto, perché alla fine penso che una volta arrivati a casa di nonna il finale lo abbiamo ottenuto, Sì, no, quindi a si finirà, 167 dollari siamo, penso, a postissimo. Allora, andiamo qui e cerchiamo di capire adesso che succede. Poi naturalmente per quanto siamo equipaggiati bene, comunque pure nella prima run stavamo messi bene, nel giro di due eventi siamo morti completamente, quindi... a terra in un E attimo. giustamente più vai avanti più diventano difficili. Tranne lei che piscia ogni 2x3, però va bene. Cazzo, ce l'hai pure doppio, ce l'ha. Ah. Uso quello del gas. Ok. Dai, è l'ultimo tratto, bimba. Poi ci sono personaggi che ti danno delle quest in giro per la mappa, se le completi ti sbloccano altre cose in gioco, quindi comunque c'è un bel po' proprio da fare. Sì. Bimba, ma però mo ti sei fermato. Mo, 2 secondi fa. Va bene. Allora. Devo andare di benzina. Che l'unica cosa su cui possiamo investire è quello che abbiamo di più. I soldi al momento, paradossalmente 10 minuti fa eravamo dei pezzenti. Ok. Di notte con la torcia, con l'equipaggiamento che abbiamo trovato, dei pericoli durante un fight prende su una nota musicale. Quando viene distrutta colpisce anche le due che ha di lato. Quindi ci permette di fare i fight molto più facilmente. Gli era partito l'adda a quello comunque, non ha sentito niente. Oh no. A che punto sei rimasto quello? Allora, ti ripeto perché preferiamo viaggiare di notte, perché è quello che stavo spiegando prima. Noi abbiamo comprato come equipaggiamento per l'auto questi fari qua davanti. Questi all'inizio di ogni fight ci mettono una nota musicale su un pericolo. Fisso, gratuitamente. Quando distruggi il pericolo dove c'è la nota, in automatico si distruggono anche le altre due di lato. Noi durante i fight la cosa è semplice, dobbiamo cercare, in base a quanti pericoli ci sono sotto, di toglierci quelli là che presentano dei segnali di pericolo, perché sono quelli che ci faranno dei danni. Quindi a noi la cosa importante è riuscire a evitare di prendere danni. In questo caso ho questa abilità qui che toglie uno blu. Se io vado a togliere questo qua, in automatico ha tolto tutti e tre, quindi io già adesso, seppure decidessi di non fare niente, non prendo danni, però posso iniziare a portarmi avanti per togliere i pericoli dell'evento. Non è che mi sono detto, gli spiego un attimino il fight system, perché sennò vedermi muovere delle cose così all'improvviso sarebbe stato un pochino più un manicomio.
E visto che viaggiamo di notte, abbiamo preso degli oggetti che di notte ci danno una mano, davvero c'è un sistema roguelike Sì. RPG in un viaggio, settato tutto su un viaggio in auto. Allora, ok, uno ci sparisce in automatico perché abbiamo comprato la torcia, stavolta ci è andata un po' male. Allora, facciamo così. Due li togliamo da qui. Quando fai un perfect hai un turno extra, tipo persona. Lui c'ha lo scudo perché c'ha la sorella che... Questo, codesto e quello. Quindi al massimo posso vedere di fare così. E abbiamo risolto. A questo punto uso di nuovo questo qua e via. Dai, dai che siamo arrivati. Facci vedere come finisce sta quest, dai. Dai. E non sta neanche più piovendo, per fortuna. No. Abbiamo viaggiato con la nebbia e non ti fa vedere che pericoli sono. Dovremmo essere quasi arrivati. Sì. Diciamo che ultimamente, negli ultimi giorni, ci siamo beccati tra problemi di stomaco, influenza, nasi che colano, gole che fanno Sono rotto male. dove? Quando hai fatto tutto prima, si è sentito in sottofondo e lui giustamente ha detto: che Anche cos'è fatto questo rumore? rotto. Sì, quando ti è uscito un attimo, non te ne sei reso conto. No. E oramai No. non ce ne... Credimi, questa non è una casa. Pensavo dicesse No, 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 mi sono no. proprio accorto. È Wow, diventato, c'hai un udito è finissimo. diventato un ospedale qui in questi giorni. Quello per questo molte Sì. sere non siamo stati in live, non Io si è soffro di capito reflusso niente. quello, quindi sono un rottatore professionista, ho problemi purtroppo. Purtroppo è andata così. Ok, allora, siamo arrivati in città. Yeah. Drive the kid. Dobbiamo... Ok, ti parlo. Lo sai? Pensavo che era qui. Papà si era mosso e da solo lato. non ricordo l'indirizzo. L'ho scritto da qualche parte, però ho perso il pezzo di carta dove l'avevo disegnato. Bambina, C'è un noi... continuo. Bambina, Beh, quello mi capisce, che è bambina. un casino quello. È un casino. Bambina, però che tu mi dai le caramelle, io le Vedi, accetto e che le caramelle sono sempre vediamo la buone. quest come continua, ti ho aggiunto un'altra quest. Allora, a questo punto la carissima bambina... Quanto è distante? Sono sempre due blocchi. Da dove? Noi stavamo qui. È la strada dove eravamo. Dobbiamo tornare indietro sulla strada che abbiamo fatto adesso. Vabbè. E scendere di qua. Vabbè. Due Bambina. palle però, posso dire. Bambina, Rottura di coglioni. tacci tu. Allora, Oggi però ci serve manutenzione della macchina. allora, già qua un c'è po' una di cosa. benza. E servirebbe anche altri soldi. 30. Mamma mia. Iniziamo a fare un bel riparino full. Siamo a posto. Ci vuole la benza, però qua ci abbiamo sempre 6 disponibili. Anzi, inizi a fare così, aspetta. Vai, ci metti tutto. A posto. Ecco qua. Questa è vuota. Però vabbè, Via. non l'avrei tenuta io. No, un po' di torta. Mamma mia, fa malissimo mangiare i dolci. Senti. La regaliamo al meccanico. Al meccanico. È stata mangiata al metà, però è Vabbè, buona. sti Però è cazzi. buona. Però è buona. Allora, si dorme. Ok, freddo, fame. Vabbè, freddo però c'è la tavola calda, quindi... Ecco qua, un caffè. Caffè caldo e togliamo il freddo. E se lo tieni in macchina dopo un po' ti si diventa freddo e lo devi solo buttare. Un danese che recupera 1 di energia. Un bel danesino, sì. Sono un Diabetico? deficiente. Perché è dolce. Sono un deficiente, è vero. Non possiamo più mangiare le cosine dolci, ci danno problemi. Perché hai mangiato come un foso. Un sandwich ti rende soddisfatto?
è soddisfatto, ci dà costi di energia diminuiscono di 1. Questo è buono. Gelato penso che la morte. C'è una bella baguette che io comprerei e metterei in baguette? macchina Metti le così. baguette in macchina. Anzi, gli metto pure i pornazzi vicino alla baguette così. I fornazzi. Vabbè. Allora, bambino, a questo punto siamo sporchi. Vabbè, essere sporchi fa guadagnare solo più punti esperienza agli autostoppisti. Li abbiamo al massimo, Sì. non è che ci interessa Interessa più poco. di tanto. Allora, 21, riusciamo a fare anche un altro pezzettino. Andiamo di qua. Allora, questa è una strada un attimino più di campagna, quindi dà più problemi. Possiamo prendere la country. Country road. No, facciamo questa che è quella che abbiamo rifatto adesso. To the play of the Comunque abbiamo un po' di esperienza, visto che è una strada che già abbiamo fatto. Anche perché la quest della bambina è secondaria, quindi Sì, alla fine sì. ecco, ci siamo persi. A posto. Allora, minchia. 1, 2. Senti, fai così. Prendi questo qua. Poi facciamo. Ok, almeno questo è il danno minore. Questo qua che costa 0 e via. No, se stiamo messi tutti alla stessa maniera, quello. No, c'è un altro. Allora, chi sei? Chi sei? Fatti vedere. Almeno vediamo qualcuno dei personaggi che poi prenderemo. Non sei su un vecchio tracker. Ok, c'è spazio per me? The Girl. The Girl. Non c'è lo spazio. No, no. Fammi ragionare solo 2 minuti. Aspetta, Ma aspetta, stai aspetta. buttando la roba. Fermo, fermo, fermo. Fammi ragionare. Fermo. Si può fa. Ma Si può cazzo. fa. Ma Si può fa. Fermati, fermati. vabbè, stiamo pure finendo la randa. Che minchia sei? Allora, questo lo mettiamo qua. Bro- No, donzella, non ce la faccio proprio. Magari ci avrebbe portato alla prossima quest, così avremmo avuto un indizio per il futuro. Vabbè, non è questo il momento. Scusa, mi dai un passaggio? Aspetta, vedo. No, grazie, arrivederci. Io sono Bradley Cooper, sono già 50 mosse avanti. E già l'avevo prevista questa cosa. Ma tu sei un succhiapalle. Almeno ci devo Quello, provare. Oh hashtag no, in chat succhiapalle. stressato no. Hashtag stressato. Pausa pipì. Outburghi. Non ci scusi quando se n'è andato ormai, non ha più senso. È incazzato, ha lanciato l'incantesimo e se n'è andato. Ma poi dove ha preso lui Ma è quell'incantesimo? andato su in che non sa niente, Ah, va non bene, va sa. bene. Fa tutti i Secondo me fenomeni. è una canzoncina che cantava lui all'elementare. Che ho Alla visto forever. tracce di linguaggio Dei tag nameccano. della live, esatto. Non è Allora, che vai, 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 lo vai. vincerò prima o poi. Vai che siamo a buon punto, vai.
Dai. C'è un ciclista. No, un ciclomotore. Io ciclista però. Allora. Sempre molto belle, facili e tranquille. Va bene, va bene. Allora, possiamo vedere di fare però così. Un danno al gas va bene. Allora. Facciamo così. E facciamo così. Arrivederci. Possiamo comprare un gabinetto Un d'auto. gabicesso. Un gabicesso d'auto, sì. Compriamo, vediamo se c'è. Ma così, giusto per. Ci dobbiamo pure riposare. Ottimo. Ok, sta andando. Ok. Siamo ritornati nell'altra città. Siamo affamati. Siamo affamati. E Cazzo. ci abbiamo, no, un po' di ramen. Sta un po' di cazzo. Fame passata. Allora. Quanto c'è di distanza adesso? Vediamo, sacchettino di patatine. La corda no, perché non abbiamo il tempo di esplorare, purtroppo. Allora, succo di frutta che recupera 3. E... No, no. Ma questa avrà 8 anni, ha già Sì, si ferma ogni 5 minuti per fa pipì. Cosiddetti problemi alla prostata. Pure se lei, no? Sembra un pochino troppo. Allora, sono due tappe intermedie qui. No, dobbiamo scendere per forza di qua. Allora, con le scadenze. La grande corsa, ma non ce la facciamo. No. Eh no, ma è poi un altro finale, lo so. Niente, Insomma. scusatemi. Ci abbiamo una settimana per comunque arrivare nella prossima città, quindi possiamo andare pure tranquillamente. O da qua? Dai, finirà, sì. Sì, grazie, Giamma. Ne usciremo prima o poi. Ecco, appunto. Figo. Mo' ci siamo fermati, si riferma di nuovo. Vabbè, la bambina comunque c'ha una sub quest e c'ha pure abilità abbastanza utili. Quindi ci sta che ci abbia un knockback fastidioso. Una rottura di palle. No, gomma a terra. Allora, però aspetta, questo è a nostro favore. Allora, iniziamo a fare due qua così. Questo. Facciamo così. Ok, almeno così l'abbiamo risolta più velocemente. Oh no, di nuovo l'ape nell'auto. Allora, adesso possiamo usare le caramelle della bimba e ci togliamo questi due. Più danno all'energia, me lo posso pure prendere.
ci dobbiamo di nuovo fermare. Sto tratto è breve, però è pieno di rotture di coglioni. Allora, mamma, mi sta sporcando tutta la macchina. Allora, due li togliamo da qui. Uno così. E uno siamo riparati. E a questo punto usiamo questo qua. Un po' di pulizia all'auto. Secondo me adesso andrebbe Sì. un attimino fatta. Allora, ok. Checkpoint intermedio. Allora, vediamo se c'è qualcosa qui. Oh, attenzione. Abbiamo scoperto una caverna. Ok, c'era un oggetto dentro. Va bene. Deve essere comunque qualcosa di raro a questo punto se serviva il coltello. La Non torcia. sì, la torcia e... Ah, un'altra caverna. Ok, ottimo. Dai, oggettini. Niente. Allora, di qua Pure le no. caverne. Sì, quello c'è anche questo. Ah, ma serve un Sono martello anche forse. zone da esplorare così. Quindi ci servirebbe un martello, della dinamite, qualcosa per far saltare le rocce. Ok, allora. Poi il problema è... Hai trovato gli oggetti? Torna all'uscita. Oh, aspetta, però ho trovato una tenda. Mm. Va bene, ottimo così. Ma mi esplora bene allora così. Ci siamo stancati troppo, che tu giustamente consumi energia. Allora, Ah, e il problema è che non tornando indietro non ti dà gli oggetti. Quindi, abbiamo buffato il cazzo. sì, poteva No, uscirci qualcosa di bello, ma è finita impuppata. siamo stati Sì, va puffati. bene, va bene. Oh, ci sono sempre andate bene le esplorazioni, una volta doveva andare così. Freddo e fame. Allora, freddo e... T'attacchi al cazzo perché non ci abbiamo niente. Da mangiare. Ci abbiamo i ravioli. E va bene così. Qui è giusto un punto di sosta, non c'è niente. A questo punto vediamo di arrivare almeno alla città e come potrebbe andare avanti la quest della bambina. E per stasera ce l'abbiamo fatta. Hanno fatto pure questo. Allora, eccola qua. Giustamente siamo partiti. Vuoi che non gli venga da fare Ah, la pipì. pipì? Certo. Però va bene, vai, falla pure tranquillamente. Tanto di notte, cioè, si completa in automatico, soprattutto l'evento questo qua. Ok, queste sono scelte che portano sempre qualcosina di randomico. E almeno se capitano queste, cazzo, stanchezza. Olè, sì. Un'altra bella pipì. Buche. Ok, sì, e questa è bellissima. Che noi facciamo uno, facciamo due e ci siamo tolti subito il casino da mezzo. Distratto. No, distratto è pericoloso mentre guidi. Si sono addormentati tutti. Ok, va bene così. Noi quello del soldo non ce l'abbiamo, ma la stella colpisce tutti. Tolto pure questo qua da mezzo. Eccoci arrivati in città. Mo. Bambina. E quando dico bambina, dico bambina. Tuo padre è qui o ci hai fatto venire qua No, a ma cazzo, vuoto?
Sorry, sorry, sorry. Iniziamo malissimo, bambino. Ce l'ho questa volta. Sono sicura. Bunny dice che è molto felice di viaggiare in auto con te. Io Bunny te lo butto per strada a 130 km orari, non lo vedi più. Però non siamo cattivi. L'ultimo tentativo. Ok. Bambina. Ci dà le altre caramelle. Grazie delle caramelle. Dove ti dobbiamo portare questa volta? Bambina, guarda, guarda, Dov'è il bambina. nostro obiettivo finale? Qua. Allora, Bambina, ragazzi, guarda, ti è andata proprio di culo, bambina. avvicina di casa. Siamo pure vicini, tacci tu. Allora, quindi a questo punto noi per stasera stacchiamo e questo penso lo portiamo non domani che continuiamo Persona 5 o decidiamo e vediamo comunque un attimino. Comunque al massimo dopodomani perché stiamo alternando i titoli un giorno sì e un giorno no. Quindi se ti è piaciuto dopodomani questo di sicuro lo ritrovi. Noi siamo qui, dobbiamo vedere di sopravvivere e farcela sta diventando molto Lo so. difficile. Dovremmo vedere di risalire o rifacciamo la strada all'indietro che già abbiamo fatto e ci sono pure... Tu mo dove stai? Noi mo siamo qui. Devi andare? A noi ci serve almeno una volta un hotel per dormire bene e Scusa, riprenderci. R62 lo stop là, prima scusami, sopra qua, andando in alto, questo che cosa fa? Niente, solo strada. Il prossimo punto? C'è solo un meccanico e una stazione di servizio. Poi potremmo andare di qua e saremmo arrivati. Però noi nel frattempo non abbiamo Ce la modo. facciamo però così. A Ci reggere. dovremmo riposare un pochettino prima. Che se no tu dove andresti? Su che altra strada No, avresti è fatto? quello che volevo studiare. Allora ce la studiamo la prossima volta. Benzina, benzina. Che quello il problema sarebbe passare la strada questa qui che è un pochettino più difficile, però con un riposo e comprando qualcosina prima di partire da qui che è una città grossa, oddio, ce la potremmo fare, quindi la prossima volta potremmo cercare di fare consegna della bambina. Si torna indietro verso casa, giusto per vedere se è ancora tutto in piedi. Sì. Magari ci sblocca Sì. qualcosa se ripassi a casa. E abbiamo completato la prima run. Poi vediamo un attimino il da farsi. Che per farti vedere meglio quello ti faccio vedere subito. Allora, questo è il menu principale. Questi sono tutti i finali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Noi ne abbiamo preso soltanto uno che dopo che abbiamo guidato per 529 km la macchina si è rotta e nessuno ci è voluto venire a prendere. E ci sono altri finali. Noi, sì, noi ne abbiamo visti 3 disponibili. Completa l'evento del festival. C'era partecipa ad una corsa automobilistica, quindi dobbiamo trovare e prepararci la macchina non per fare un viaggio con gli amici, ma per renderla un'auto da corsa e dobbiamo andare a gareggiare e vincere. E poi c'era l'obiettivo della donna che dovrebbe completarsi una volta che arriviamo a casa. Quindi tolti 3, altri 1, 2, 3, 4 e 5 obiettivi principali di storia. Riabilitazione. Non che sappiamo, non Top sappiamo. of the world. Vabbè, quello sarà le macchine forse. The cabin. Questo è quello che facciamo mo, The Inheritance, l'eredità. Non sappiamo che Questo cosa è dobbiamo fare. interessante. Prigione. Ci dobbiamo fare arrestare. Quindi Forse con le abbiamo, forze abbiamo, clandestine. sì, o Magari. forse con l'evento o qualcosa in particolare. Quindi noi ci mettiamo con calma. Piano piano vediamo di capire come si devono fare tutti sti finali. Ho platinato 100%. No, è possibile, ma non... Bravissimo lui. Allora, quello, la mia voce a papera morta e sepolta Serve ti di saluta, riposo. ti ringrazio. Buonanotte e ci vediamo nei prossimi giorni allora. Buonanotte quello. Buon nuit.